Appuntamenti in agenda per giovedì 6 luglio. All'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, taglio del nastro alle 10:30 per la mostra degli scatti di Gianni Berengo Gardin. Partenza in battello dal porticciolo di Camogli alle 10. Nella palestra del Parco Tigullio di Lavagna alle 17:30 pomeriggio di premiazione per i partecipanti all'iniziativa Sport per Tutti a Lavagna, promossa dall'associazione 100% Lavagna, in collaborazione con la Scuola Don Gnocchi e numerose realtà sportive. Il borgo di Genova Nervi in festa dalle 18 con musica, esibizioni e street food. In via della Chiesa Plebana di Nervi la presentazione del libro Carnaio 8844, c'è un killer sul treno dei pendolari, una storia di delitti tra Sestri Levante e Nervi. Il libro di Paolo Fizzarotti sarà presentato da Franco Ricciardi con le letture di Mimmo Chianese. A Camogli alle 18:30 al Castel Dragone è in programma la presentazione del nuovo libro di poesie in lingua genovese di Benedetto Mortola, Chi gheghe che nughe nughe. Si tratta di un volume polisensoriale, le poesie si possono leggere ma scaricando un'app si ha la possibilità anche di ascoltarle, interpretate dall'autore e da numerosi amici che hanno collaborato alla sua realizzazione. Per la seconda edizione del Festival Circuito in Musica alle 19:30 nei giardini di Via del Tritone a Genova Sturla, concerto Blumenis. Prende il via la Sagra dell'Asado a cura dell'Associazione Amici di Caperana. Dalle 19:30 al Campo da Neri di Chiavari, musica e stand gastronomici. Le giovani stelle della musica lirica tornano a brillare nella piazzetta di Portofino. Alle 21 ritorna al Portofino International Festival con La Notte dei Talenti, rassegna dedicata alle giovani promesse della musica lirica selezionate dal concorso lirico internazionale Città di Genova. Tornano gli appuntamenti estivi di Piazza Levante nel giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari. Alle 21 Valeria Corciolani presenta il suo ultimo libro La Regina dei Colori. A Savona dalle 21 alle 23 il complesso museale della cattedrale apre al pubblico ad ingresso libero. Saranno visitabili il chiostro francescano e la Cappella Sistina. Qui alle 21:15 e in replica alle 22:15 il Social Music Project terrà il concerto Parole e Note di Bellezza, che avrà per filo conduttore la bellezza e l'armonia.